A 105 anni dal terribile sisma della Marsica che nel 1915 devastò anche la città di Sora, provocando oltre 600 vittime, l'amministrazione comunale ha celebrato, come ogni anno, l'anniversario con una cerimonia all'esterno del Palazzo Comunale. Accompagnato da autorità civili e militari e dai membri di diverse associazioni del territorio, il sindaco Roberto De Donatis ha posto una corona di fiori alla lapide in ricordo delle vittime del sisma. È un momento solenne nel quale il ricordo, seppur apparentemente lontano nel tempo, in realtà è ben presente e vivo, e ogni anno, non solo in questa ricorrenza, in ogni momento della nostra attività ci accompagna. Siamo consapevoli di vivere in un territorio che presenta diverse fragilità, quella sismica forse è quella più storicamente rilevante, però non trascuriamo le altre e quindi è necessario ricordare anche per profondere il massimo impegno per dare maggiori sicurezze a tutela della nostra comunità. La cerimonia, oltre a commemorare la memoria delle moltissime vittime, rappresenta un'occasione per ricordare che se l'evento tellurico è naturale ed imprevedibile, i suoi effetti sulle strutture e sulle persone possono e devono essere comunque mitigati adottando misure che migliorino la sicurezza degli edifici. Il primo cittadino ha illustrato l'impegno dell'amministrazione in questo campo. L'amministrazione ha profuso e profonde un impegno massimo sulla sicurezza degli edifici scolastici attraverso un lavoro che ci ha permesso di ottenere importanti finanziamenti, ma soprattutto sulle scuole del futuro, le scuole che devono garantire la massima sicurezza possibile. Quella più importante è sicuramente la scuola dell'architetto Piano, che ci dà risonanza a livello nazionale e internazionale, ma anche l'altra scuola innovativa, così come la cittadella della scuola nell'area dell'ex Domassi, che è un cantiere ormai prossimo alla partenza, visto che ci sono finalmente le proposte formali da parte dei promotori di questa iniziativa che hanno sposato la nostra programmazione. Questo per quanto riguarda l'edilizia scolastica, ma è altrettanto vero che con Casa Italia stiamo attivando una serie di protocolli per le verifiche speditive sulla vulnerabilità sismica degli edifici privati. Sora, grazie al cantiere di Casa Italia, è un laboratorio che dovrà poi estendere le buone pratiche anche negli altri comuni del territorio della nostra nazione, che purtroppo sono bellissime ma presentano caratteristiche di evidente fragilità, e pertanto questo lavoro che si farà a Sora sarà oggetto poi di valutazione per una sua futura estensione a tutto il territorio nazionale. Per quanto riguarda invece la percezione del rischio sismico, sempre con Casa Italia e la collaborazione con ActionAid e con la collaborazione attiva dei comitati di quartiere attualmente costituitisi, si sta facendo un grande lavoro sulla percezione del rischio sismico, quindi sull'educazione non solo dei più giovani ma anche della popolazione più in generale per il corretto comportamento in materia di sicurezza nel momento in cui si verifica il fenomeno sismico. La percezione è fondamentale per avere una risposta adeguata a quello che è il rischio in corso.